mondo fantastico dove tutte le persone sulla faccia della Terra possiedono un quirk. Questo è un superpotere che ogni essere umano ha dalla nascita e che inizia a manifestarsi sin dai primi anni di vita. Esso può essere di qualsiasi tipo, per questo può mutare sia il corpo o far possedere dei veri e propri poteri al possessore. Naturalmente iniziarono a sfruttare i quirk a scopi illegali i villain, veri e propri super malvagi. In contrapposizione a loro nacquero anche gli heroes, i supereroi d'eccellenza. Sfortunatamente, però, non è tutto rosa e fiori, infatti il protagonista è uno dei pochissimi casi a essere nato senza quirk. Lui è Izuku Midoriya, Deku per gli amici, ed è uno studente della terza media. Egli vorrebbe tantissimo poter diventare un grandissimo eroe, come All Might, ma visto che non ha un quirk, gli è a tutti gli effetti impossibile. Solo un giorno si accorgerà che il suo sogno è realizzabile grazie all'incontro con All Might, l'eroe numero 1 nella classifica mondiale. Questa storia ci ha insegnato che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Anche quando pensi che siano difficili o impossibili perché tutto è realizzabile.